Benvenuti e bentrovati a questa 65esima edizione del Palio dei Normanni, edizione 2020, 13-14 agosto, Piazza Armerina. Stiamo parlando della più importante rievocazione storica del Sud Italia, una delle più famose d'Italia, l'unica che in questa edizione 2020 verrà portata in scena, iscritta al registro delle eredità immateriali della Regione Sicilia. Un'edizione assolutamente nuova, un'edizione innovativa. Proprio ieri durante la conferenza stampa è stata definita edizione 2.0 perché sarà un po' la sintesi tra quella che è la tradizione e l'innovazione. Pensate, con la realizzazione di un docufilm che è stato girato proprio in queste giornate durante la lavorazione di questa spettacolarizzazione che questa sera andrà in scena, ed ancora pensate un videogioco, e questo per arrivare ai giovani, affinché la tradizione e la cultura possa essere anche elemento di comunicazione attraverso i giovani, arrivando tra l'altro in canali di informazione mondiale sino in Oriente. Insomma, un vero e proprio gran galà, un gran galà all'interno del quale si racconterà storicamente quello che è il passaggio storico legato a Ruggero, gran conte di Sicilia e di Calabria, ma anche si racconterà il palio stesso, quindi la storia nella storia, il palio nel palio. Ma ci fermiamo soltanto un attimo per ascoltare l'intervento dell'assessore al turismo Ettore Messina. Ringrazio tutte le autorità religiose, militari e civili, Sua Eccellenza il Vescovo, Sua Eccellenza il Prefetto, la dottoressa Silvera, e abbiamo anche in delegazione da un'altra isola importante, in questo momento molto attenzionata per gli stessi motivi nostri, per il Covid-19, ma abbiamo la presenza assolutamente in sicurezza di un sindaco, il sindaco della Valletta, sindaco di una città, di una capitale europea, che è venuto a onorare il Palio dei Normanni perché legati dalla stessa storia e dalla stessa tradizione. E come abbiamo più volte detto, questa stretta di mano virtuale, questo abbraccio dovrà continuare anche dopo questa grande esperienza. Buona serata a tutti e buon Palio. L'assessore Ettore Messina ha appena terminato il suo intervento e adesso inizia proprio la spettacolarizzazione del palio. Come vi dicevamo, sarà una versione particolare perché l'innovazione sarà un elemento importante di questo racconto. La spettacolarizzazione che come sempre parlerà e racconterà quella che è la consegna delle armi ed ancora la consegna delle chiavi, due elementi importanti nella narrazione quella che è la rappresentazione storica del Palio dei Normanni. E in questa prima parte assistiamo a questo prologo. Abbiamo visto proprio poc'anzi, prima di iniziare la nostra diretta, l'attore Turiamore che ha voluto un po' raccontarci e donarci qualche chicca di questo intervento iniziale, una poesia che a prologo racconta un po' questa spettacolarizzazione. La firma della regia sarà ed è di Gisella Calì. Fra poco avremo modo anche di sentire l'intervista che proprio oggi ci ha lasciato con grande emozione. Abbiamo anche quello che è l'intervento da parte degli artisti, perché quest'anno effettivamente sarà una versione nuova. In genere ogni anno abbiamo circa
dai 600 alle 1000 unità del cast artistico, tra comparse, tra attori, musici. Quest'anno, dicevamo, questa versione nuova sarà un cast nutrito di attori, di ballerini, di saltimbanchi, che porteranno proprio questo racconto anche del Palio stesso. Questo docufilm, che è stato proprio realizzato in questi giorni, ne è testimonianza, affinché tra l'altro questo docufilm rimanga anche un documento per quelle che saranno le edizioni prossime. Vi ricordo che potrete seguire questa diretta su quello che è la pagina Facebook di Io Compro Siciliano, anche su YouTube, anche su LinkedIn, perché Io Compro Siciliano è partner ufficiale di questa edizione del Palio dei Normanni. Ancora potrete seguirla sulla pagina del Palio dei Normanni, sulla pagina Facebook naturalmente, sulla pagina Facebook dell'assessorato turismo e spettacolo del comune di Piazza Armerina. A noi piacerebbe mandare questo contributo video di quanto accade in questo momento nella nostra piazza, e quindi questo prologo proprio fra il pubblico della nostra serata. Vi diamo questo contributo. Una speranza di portare un vessillo da nostri quartieri e gridare a squarciagoci in ogni via: evviva! Evviva la Dolcissima Maria! Questa meravigliosa poesia è il gruppo Aterrito. Rieccoci nuovamente qui nella nostra sala per raccontarvi quelli che sono alcuni scorci. Vorrei fare dei ringraziamenti. L'amministrazione comunale ha fortemente voluto questo palio, la realizzazione di questa edizione, quindi un ringraziamento al primo cittadino Nino Cammarata, e poi volevo ringraziare tutte le associazioni, tutti i quartieri che hanno lavorato in quello che è proprio la messa in scena di questa opera. Volevo ringraziare anche la regia tecnica Gianluca Murella e quello che riguarda lo staff tecnico, e quindi la regia video della sezione Io Compro Siciliano, Grafi Movie. Quindi grazie davvero per quello che è il lavoro della parte tecnica. Dicevamo adesso che questa edizione 2020 del Palio è stata fortemente voluta dall'amministrazione. Abbiamo proprio adesso ringraziato il dottor Nino Cammarata, e penso che sia arrivato proprio nei nostri studi. Lo invitiamo proprio qui accanto a me. Sindaco, grazie, siamo tutti molto emozionati nel vivere questa forte passione della città nei confronti di un appuntamento così importante. Davvero emozionante, devo dire, un'emozione nuova e diversa anche per noi. È un palio in forma diversa, ma il rullo dei tamburi ha immediatamente suscitato nei presenti, nei piazzesi particolarmente, ma non solo, una grandissima emozione. È uno spettacolo in corso, qualcosa di nuovo. Abbiamo fortemente voluto la realizzazione della 65esima edizione nel rispetto della tradizione, ma per dare anche un segnale all'economia del territorio. Non possiamo fermarci nella sicurezza. Sindaco, ieri durante la conferenza stampa mi è piaciuto molto il suo intervento, perché ha parlato di rivalutazione, di valorizzare quella che è l'economia, quella che è la cultura, perché dalla cultura bisogna poi partire per dare anche un input a quelle che sono le aziende, quello che è il racconto del territorio. Piazza Armerina è la città, un sito UNESCO per la Villa Romana del Casale, ma è anche la città del Palio dei Normanni, la più importante rievocazione storica del meridione d'Italia. In altri momenti ci sarebbero stati 1000 figuranti a sfilare per la città. Oggi c'è una bellissima rappresentazione più contenuta, ma con un significato sicuramente più forte e più importante. Sicuramente una vicinanza al territorio. Per noi il Palio è promotore di sviluppo turistico soprattutto, e quindi economico per l'intero territorio, non soltanto per la città di Piazza Armerina.
Io penso che Piazza Armerina, ma non solo tutti i siciliani, ma anche i cultori della storia, saranno felici di vedere questa edizione speciale. Grazie Sindaco. Grazie a voi e grazie per quello che state facendo. Grazie. Grazie, buon lavoro. Noi continuiamo a raccontare questa serata. Vi ricordo che le serate saranno due, questa sera e domani. Questa sera la spettacolarizzazione a firma di Gisella Calì. E a noi piacerebbe proprio riuscire a mandare, infatti prego la regia di mandare questo contributo video di Gisella Calì, la nostra regista. Oggi siamo riusciti a cogliere qualche istante durante le ultime prove dello spettacolo. Guardiamo. Una visione assolutamente nuova ed innovativa di questa teatralizzazione, anzi di questa spettacolarizzazione della 65esima edizione del Palio dei Normanni, che porta la firma della straordinaria Gisella Calì. Tradizione, innovazione, docufilm, veramente tanto per promuovere questo 2020. Sì, tanta roba. Siamo anche tanto emozionati, siamo alla vigilia, siamo quasi pronti, sono le ultime cose da sistemare. Ieri sera fino a tardi abbiamo fatto la nostra prova in piazza per la parte teatrale, quindi la parte live alla quale una parte di pubblico stasera assisterà. Ma tanti altri potranno godere di questa storia del Palio grazie a questo docufilm che nel contempo stiamo realizzando, rendendo così sempre protagonisti i quartieri, ma virtualmente appunto con queste clip cinematografiche che stasera pure manderemo durante lo spettacolo live. Gisella, ballerini, attori importanti, saltimbanchi, giocolieri, c'è veramente un concentrato di quello che negli anni è stato il racconto del Palio. Sì, il Palio ha una storia molto affascinante dove leggenda, storia, religiosità popolare si intrecciano. Abbiamo cercato di raccontare quella che è appunto l'aspetto teatrale, la spettacolarizzazione di questo evento e per fare ciò ci siamo sicuramente avvalsi della bravura, della professionalità di tanti artisti che stasera vedrete all'opera, un bel nutrito cast molto preparato. Sono molto felice e onorata di averli diretti. Un'edizione speciale, mettetevi comodi e guardate.
E mi piace anche riportare un po' una frase che Francesco Caravello spesso dice, che è: noi scriviamo una pagina, a noi piace scrivere su questo foglio bianco. Noi in realtà abbiamo creato un foglio bianco dove i produttori scrivono il resto, dove stanno scrivendo veramente una grandissima, importantissima parte della storia di Sicilia, che è un momento in cui si fa squadra finalmente e si crea qualcosa di differente come l'evento di questa sera. È differente rispetto alla normalità, si sta adeguando perché la volontà di questa città di voler realizzare questo evento è forte e nonostante le condizioni un po' particolari che conosciamo bene, si è riusciti con grandissima volontà ad affrontare appunto questo periodo e realizzare questa meravigliosa, appuntamento, questo meraviglioso appuntamento con questa grandissima volontà. Quindi grazie all'amministrazione comunale, grazie a tutti per questa grande dimostrazione di forza che rappresenta la forza appunto della Sicilia. Noi ringraziamo Giuseppe Giorgiani, Davide Morici, Francesco Caravello, Io Compro Siciliano. Ci piacerebbe adesso dare un contributo esterno. Guardiamo. E così sia. Ordiniamo nuove penitenze e 3 giorni di digiuno per purificare l'anima dalle colpe. Passati 3 giorni ci si rechi nel luogo indicato in devota processione. Presso i nostri studi è arrivato il vice sindaco, la dottoressa Flavia Vagone, non solo vice sindaco ma anche con delega alla sanità. Dottoressa, io naturalmente vorrei parlare proprio di questo aspetto, partire da questo aspetto. Questa è stata una manifestazione fortemente voluta, dando questo grande senso di responsabilità in assoluto, e dico in assoluto, rispetto verso quella che è la sicurezza totale degli spettatori, degli operatori culturali, di tutti, e dico veramente di tutti. E questa è stata per noi veramente una grande forza. Noi ieri durante la conferenza stampa questo lo abbiamo notato e ci piacerebbe che lei naturalmente ce ne raccontasse da quella che è la sua parte. Lavorare in queste condizioni è molto più difficile, però per noi il fare è una cosa importantissima. Penso che siamo stati gli unici in tutta Italia in periodo di Covid
a riuscire a realizzare il Palio dei Normanni, che è la manifestazione del Mezzogiorno più importante di questa rievocazione del Conte Ruggero, e realizzarla in assoluta sicurezza. Credetemi che non è stata una cosa facile, ma è stato fatto in assoluta sicurezza. Il pubblico è seduto alle normali distanze, il distanziamento sociale è perfetto, sono tutti messi là bellini con le mascherine, con grande rispetto per quelle che sono le regole. Noi siamo veramente tanto felici, dottoressa, tra l'altro abbiamo visto anche una serena gestione, questo ha fatto sì che anche gli spettatori presenti alla serata, perché sono anche tanti gli spettatori che vengono a visitare la città di Piazza Armerina proprio per questo evento storico. Noi nel frattempo stiamo guardando quanto accade fuori attraverso un monitor interno, c'è grande emozione. Quest'anno tra l'altro è una versione nuova, direi la spettacolarizzazione ha questa chiave teatrale, musicale, che restituisce veramente tanta forza, ed anche quello che poi è un aspetto legato alla fede che non va tralasciato, perché c'è il racconto storico ma c'è anche un forte valore, una forte valenza legata proprio alla fede. So che è arrivato anche l'assessore Salvatore Gancarè, ecco qui. Assessore, buonasera. Tutti al lavoro, non ci si ferma proprio un attimo, stiamo assistendo a questa prima serata, questa sera la spettacolarizzazione, domani abbiamo la giostra del Saraceno, tanto attesa. Come vive l'amministrazione questo evento? Ma per quello che è il mio ruolo, che sono assessore alla protezione civile, lo vivo con una certa diciamo, responsabilità, visto che c'è da coordinare la cosiddetta safety con tutte le associazioni di volontariato, il coordinamento con tutte le forze dell'ordine, con la sede del commissariato locale, e anzi ne voglio approfittare ancora una volta qua per ringraziare tutte le forze dell'ordine, ma in particolare anche le 4 associazioni di protezione civile che danno un supporto sul servizio di antincendio, sul servizio sanitario delle ambulanze, ma quest'anno si è dovuto aggiungere un altro servizio che magari abbiamo dovuto riadattare un po' quello che è il supporto dei volontari di protezione civile, che è quello dell'antiassembramento, delle misurazioni della temperatura all'ingresso, del coordinamento quindi dell'ingresso all'interno della piazza, della distribuzione delle persone nelle sedie. Quindi devo dire che se non fosse per questa forza lavoro che la città di Piazza Armerina ha, che si è ritrovata anche in altre situazioni, quelle emergenziali come l'alluvione o il Covid, ma in questi casi è un supporto necessario per la realizzazione di queste manifestazioni, soprattutto in questo momento di Covid. Io vi lascio perché so naturalmente che vi ho rubato a quella che è proprio non solo la rappresentazione, ma per quello che riguarda poi i suoi compiti anche a quello che è la gestione dell'ordine pubblico. Mi è piaciuto che veniva fuori da questa vostra testimonianza poi quello che lei diceva adesso, Assessore. C'è anche tanto lavoro da parte delle associazioni di volontariato, perché a maggior ragione in questa edizione 2020 si è lavorato ancora con più coscienza, e quindi volevo approfittarne per fare un saluto ufficiale e soprattutto un grande ringraziamento a tutte le associazioni di quartieri che hanno lavorato senza fermarsi un solo secondo. Grazie Assessore, grazie Dottoressa, siamo veramente molto felici di testimoniare ed essere presenti a questa edizione del Palio. Grazie. Nel frattempo diamo subito uno sguardo a quanto accade durante lo spettacolo. Ora esalta la potenza dell'immagine portentosa, cessa il lutto, cessa il pianto, salza al cielo di grazia un canto, a invocar la nostra madre dalle terre circostanti, pellegrini venian squadre e partian lieti e festanti, e ognor più crescea la gloria di Maria della Vittoria.
lo vediamo anche vestito di scena e quindi come dire, ci emozioniamo ancora di più. Abbiamo qui accanto Pietro Rausa, lui ha pensato alle scenografie e anche ai costumi di questa edizione 2020. Pietro, abbiamo detto questa edizione ha l'innovazione con la tradizione che racconta questa spettacolarizzazione che stiamo vedendo. Sì, assolutamente. Innanzitutto l'emozione è tantissima, l'adrenalina è a 1000 e vedere uno spettacolo del genere è comunque una cosa bellissima, vedere degli attori che recitano e interpretano quello che noi abbiamo sempre sentito, la storia di cui noi abbiamo sempre sentito parlare, è un'emozione molto forte e molto grande. Sì, innovazione, perché come dicevamo anche ieri, innovare non significa distruggere la storia ma migliorarla. Quindi non era assolutamente scontato quest'anno, in queste condizioni di emergenza, fare il Palio dei Normanni per il 65esimo anno di fila, di edizione. C'è grande emozione, io di tanto in tanto ne colgo quella che è proprio la messa in scena, ma ho anche vissuto l'emozione di quello che è accaduto dietro e devo dire questa versione quest'anno è una versione teatrale, una versione musicale e abbiamo anche Francesco Torrisi e siamo riusciti, che ne ha curato proprio le coreografie. Fra poco ne vedremo proprio il contributo video, ma ci piacerebbe insieme a Pietro guardare cosa accade. Un carattere amichevole ed allegro. Inoltre era dotato di grande forza fisica e di pieno coraggio nei combattimenti. Per questi molti pregi, egli si procurò ben presto il favore di tutti. Malaterra è interpretata in questa edizione specialissima del Palio dei Normanni da Emanuele Puglia. Grazie di essere qui. Grazie a voi. Un palio sicuramente nuovo ed innovativo che ha un forte valore teatrale. Sì, come diciamo ormai tra di noi, abbiamo fatto quest'anno di necessità virtù. Quindi le restrizioni imposte dall'emergenza Covid ci hanno portato a fare in modo di concentrare tutto quello che avveniva in 3 giorni con relativi cortei, con grande dispendio di energie e di anche persone del luogo che ahimè gli altri anni hanno partecipato in qualità di figuranti, tutta una serie di partecipazioni appunto. Quest'anno facciamo tutto concentrato in 1 ora e mezza circa. Però mi permetto di dire una buona sintesi, esatto, se poi sì, siamo riusciti sì, a portare veramente un cast straordinario. Sì, devo dire, è una bellissima esperienza, già per me questa è la seconda e io adoro fare questo tipo di lavori che si radicano in un territorio. Ho avuto esperienze in passato con Militello, con Vittoria, con Portopalo, in questi giorni stiamo facendo il fatto di coinvolgere anche la cittadinanza, di fare una cosa che per quel luogo, per quel posto ha un'importanza strategica, storica, culturale, artistica, di promozione del territorio stesso. È una cosa molto bella. In quanto siciliano mi piace sempre partecipare a questo genere di iniziative che appunto valorizzano il territorio e portano il nome della Sicilia in alto in Italia e nel mondo. Io mi permetto, insomma, anche un po' nel mio modo, questo uomo ci piace. Ah, bene, grazie. Allora. Abbiamo visto Goffredo Malaterra, l'abbiamo visto in scena e lo abbiamo visto anche come personaggio e come attore. Emanuele Puglia, oggi qualche istante prima delle prove, e siamo ancora qui insieme a Pietro Rausa che ha curato quella che è la scenografia ma anche i costumi. Mi piacerebbe avere un suggerimento e anche una spiegazione
un po' di quella che è stata la tua chiave di questa edizione del Palio. Beh, allora, parlando di innovazione, abbiamo un anno fa acquistato come comune tutti gli abiti dei figuranti del Palio, quindi io sono stato lo stilista, lo stilista del Palio dei Normanni, e quindi ho fatto studi molto approfonditi prima di andare a realizzare tutti i bozzetti per i disegni. Infatti poi ho realizzato più di 40 modelli, sia delle figure principali, quindi dal Ruggero alla Grandama, e poi anche tutte le coppie di dame notabili, paggi. Quindi è stato un grande lavoro e un grande studio. Pietro, per quanto riguarda invece le scenografie? Beh, stessa cosa vale per le scenografie. Domani vedrete la scenografia realizzata da me un anno fa, la scenografia al Campo Sant'Ippolito per il palco d'onore, e poi ho scenografato tutte le scene che vedete adesso in questo spettacolo di quest'anno. Pietro, noi ti ringraziamo, buon lavoro, tra l'altro immagino che siamo quasi... Devo andare a vestire a Ruggero. Quindi ti diciamo buon lavoro e fra poco avremo modo anche di vedere Ruggero, il Conte Ruggero. Grazie davvero, buon lavoro, grazie. Abbiamo ancora uno spaccato dello spettacolo che vorremmo condividere con voi. 30.000 soldati saraceni. Egli ordinò col suo seguito di appena 100 uomini di proseguire affinché la vittoria fosse completa, ma alcuni pavidi del secolo lo sconsigliavano, dicendogli che era sufficiente la vittoria ottenuta e voluta da Dio tramite il nipote, e che se invece avesse proseguito forse la fortuna volubile si sarebbe volta a suo danno. Allora Ruggero, vedendo anche i suoi uomini impauriti dal gran numero di soldati nemici, volle rinfrancarli con queste esortazioni. Siamo in compagnia del dottor Mauro Mirci, responsabile dirigente protezione civile. Noi innanzitutto vi ringraziamo per quello che state facendo, per un bellissimo lavoro, devo dire, di grande professionalità e passione. Grazie, questo è un appuntamento tradizionale ogni anno, quello del Palio, dove mettiamo alla prova il sistema di protezione civile. Devo dire che il ringraziamento va esteso e deve coinvolgere soprattutto tutti coloro che partecipano all'organizzazione, in particolare le associazioni di volontariato, che in questo momento, mentre io sono qui a parlare con voi, sono giù in piazza a fare il loro servizio, facendo i servizi di assistenza alla popolazione e di servizio antincendio. Sono una quarantina di ragazzi stasera che danno il meglio di sé, si impegnano al massimo per poter consentire ad altri di divertirsi, di passare una bella serata in allegria. C'è pure un bel fresco stasera, quindi è divertente. La serata si presta assolutamente gradevole. Abbiamo anche con noi il comandante della Polizia Municipale, Paolo Gabrieli. Buonasera. Anche quest'anno si vive questa manifestazione e si vive in veste nuova. Sicuramente in veste nuova. Io quello che vorrei dire è questo: il lavoro che si sta facendo quest'anno rispetto a quello degli altri anni è quintuplicato almeno, proprio perché le misure di prevenzione che sono state prese da parte della Polizia Municipale, ma da parte della Polizia, da parte dei Carabinieri, da parte di tutte le forze dell'ordine, sono state tante e tali che ci hanno impegnati per 20 giorni fino ad ora, e ci saranno ancora 20 giorni di lavoro. Quindi grande lavoro, come vedete. Noi anche questa volta siamo riusciti a strappare qualche battuta, vi rilasciamo al vostro lavoro, grazie per quello che fate per la comunità. Buonasera, grazie a voi e buon divertimento a tutti. Io posso dire solo una cosa: manca un attore che per me è un attore principale, l'ingegnere Campione, che ha organizzato tutta l'attività.
ed è anche il responsabile della sicurezza di tutto l'evento. Grazie anche a lei. Grazie comandante. Noi torniamo nuovamente alla narrazione di questo palio, 65esima edizione, e dicevamo che questa spettacolarizzazione vive fortemente quello che è l'elemento coreografico. Fra il cast sicuramente abbiamo dei danzatori e mi piacerebbe poter mandare questo contributo video proprio di chi ha voluto curare le coreografie dello spettacolo, ed è Francesco Torrisi, anche lui oggi durante le prove. Francesco Torrisi cura la parte coreografica di questa edizione del Palio dei Normanni. Sì, questa è un'edizione diciamo special dove abbiamo dato delle piccole innovazioni al Palio dei Normanni, mantenendo sempre la tradizione del Palio dei Normanni con i 4 quartieri. Abbiamo, quando riguardo il mio caso, a livello coreografico, ho estrapolato dal testo teatrale scritto dalla nostra regista Gisella Calì dei movimenti corporei che i nostri danzatori faranno durante lo spettacolo, e accompagnati da musiche medievali e anche musiche spettacolari. In tutto questo ci saranno anche giocolieri e anche un gruppo musicale medievale che accompagnerà questa edizione di questo anno 2020. Grandi emozioni da vivere, grazie Francesco. Grazie a voi. Sconfitto per sempre il crudele tiranno, il gran cavaliere volle donare a Pluzia, la città che maggiormente l'aveva aiutato, quel vessillo che egli aveva portato con sé vittorioso in ogni battaglia. Il drappo, raffigurante il santo vessillo mariano, verrà rilasciato per un solo anno al quartiere, che se lo aggiudicherà con prove di destrezza e abilità. Si proceda dunque con i rituali del palio. Squillino le trombe. Cittadini di Pluzia, cum magnum gaudium, obix maxima victoria di Locor Villa, nella pugna di Cerami contro i Saracini. Anche San Giorgio e gli angeli di Ocero pugnarono e vinsero con le sue milizie. Ormai prossime le truppe dell'Oconide della nostra nobilissima civitate, in isto die exorto i capitani dei quartieri Casalotto, Canali, Montemira e Castellina ad appropinquarsi et procedere ad investitura et consigna arme in nome di lo Patri Onnipotente. Squillino le trombe!
dar mostra del vostro valore. Come sapete, il conte Ruggero d'Altavilla ha intrapreso ormai da molto tempo la riconquista delle nostre terre di Sicilia, alla fede di Cristo, liberando così il nostro popolo dalla dominazione araba. Volete dunque lasciar solo lo straniero nella pugna, senza che la nostra migliore gioventù si adoperi nel riscatto delle proprie terre, delle proprie case e delle proprie famiglie? No! Allora dunque impugnate le armi e unitevi all'armata del Normanno. Portate gloria a questa città! Squillino le trombe! Io, gran cerimoniere, mi pregio di affiancare il gran magistrato di questa città di Bruzia nella sua alta funzione di rappresentante del governo e della giustizia, e che ha l'onore di consegnare ufficialmente le armi ai cavalieri dei quartieri Casalotto, che veste il colore verde, Canali, che veste il colore rosso, Montemira, che veste il colore giallo, Castellina, che veste il colore azzurro. Queste armi dovranno essere usate con forza, abilità e onore nella giostra che si darà a conclusione di questo palio a ricordo della liberazione della Sicilia dagli arabi da parte del Gran Conte Ruggero d'Altavilla. Diamo il benvenuto al quartiere Casalotto. Quello che stiamo assistendo in questo momento è la consegna delle armi ai giostranti, quello che in genere veniva rappresentato il 12 di agosto. In questo momento vediamo proprio il Gran Magistrato che si prepara alla consegna delle armi. Vorrei ricordare che Alessandro Cremona è l'attore che interpreta questo ruolo. A breve manderemo anche il contributo video, ma continuiamo ad assistere alla spettacolarizzazione. Avvicinino i cavalieri del quartiere Casalotto e il loro capitano. Cavaliere del quartiere Casalotto, a te che indossi il colore verde delle nostre
campagne da cui noi traiamo il nostro sostentamento. Consegno a te la lancia con i colori spettanti del tuo quartiere, il cui stemma è il leone rampante sul torno. È il motto: vivere non necessita, sempre navigare. Onore al Gran Magistrato! Onore! Cavaliere Cuore Giuseppe! Cavaliere Capizzi Angelo! Cavaliere Campagna Luigi! Cavaliere Campagna Antonino! Cavaliere Campagna Mario! Cavaliere Avanti Luca! Diamo il benvenuto al quartiere Canali. Abbiamo assistito adesso alla consegna delle armi al quartiere Casalotto e quindi ai giostranti che domani parteciperanno a quest'altra giornata viva del Palio dei Normanni, che è proprio la giostra del Saraceno. Ricordo che sono 4 i quartieri, abbiamo visto la consegna delle armi da parte del Gran Magistrato al quartiere Casalotto, ci sarà poi la consegna al quartiere Monte, la consegna al quartiere Castellina e la consegna al quartiere Canali. Domani un'altra giornata da vivere insieme per quella che è la vera e propria giostra legata al Palio dei Normanni. Volevamo anche dire che questa è una versione sicuramente nuova del Palio. Noi abbiamo parlato di Gran Galà del Palio perché è un racconto nel racconto e noi è proprio questo che vogliamo restituire, la testimonianza un po' tra le scene che dal vivo stiamo mandando, un po' le testimonianze degli artisti, un po' le testimonianze di chi vive in questo momento la piazza, e questo è quello che vogliamo trasferirvi con questa diretta che in questo momento state guardando. E a proposito di questo, il Gran Magistrato, che tra l'altro abbiamo visto, se non ero proprio 2 edizioni fa, nel ruolo di Ruggero, del Conte Ruggero, noi anche oggi siamo riusciti a strappare un'intervista ad Alessandro Cremona. Vediamo l'intervista. Ma non ce n'è mica uno piccolo, perché anche lui, anche il Gran Magistrato, signori, ho il piacere, scusate anche un po' la battuta, abbiamo qui lo straordinario Alessandro Cremona. Alessandro Cremona anche quest'anno, a questa edizione 2020 della 65esima edizione del Palio dei Normanni. Alessandro, tu hai vissuto un po' le 2 tipologie di palio. Sei stato qui protagonista assoluto 2 anni fa e quindi hai vissuto in pieno quella che è la versione tradizionale del palio. Quest'anno una versione nuova, una versione particolare, speciale, appassionata direi. Ci racconti? Sì, diciamo che è in gergo cinematografico una sinossi di ciò che accade
in realtà tradizionalmente in 3 giorni di palio, devo dire anche molto faticosi, perché si lavora sodo, c'è la sfilata che dura anche tutta la giornata sotto il sole, ci sono tanti comparsi, quindi c'è una grande organizzazione, c'è tutto un paese in movimento che si organizza per fare questo grande evento. Quello di stasera appunto sarà una riduzione, ma sempre molto spettacolare, con grandi artisti, grandi colleghi, e io sono sempre onorato di partecipare, anche perché sono di origine di Piazza Armerina, ho cominciato a fare teatro qui e 2 anni fa ho interpretato il Conte Ruggero, adesso faccio il Gran Magistrato, un giorno farò anche la ballerina, non lo so. No, e noi invece siamo veramente tanto felici di avere grandi protagonisti in questa edizione del Palio e soprattutto sapere che ci sono dei siciliani. Cavaliere Arancio Giuseppe. Cavaliere Pilotta Vincenzo. Cavaliere Salvaggio Concetto. Cavaliere Di Seri Salvatore. Cavaliere Di Seri Dario. Cavaliere Giumia Salvatore. Prova. Diamo il benvenuto. Siamo in compagnia di Filippo Rausa, presidente del quartiere Monti. Tra l'altro proprio adesso durante la rappresentazione si passerà alla consegna delle armi al quartiere Monte Mira. Allora Filippo, questa è una versione nuova, lo abbiamo visto, voi la state vivendo adesso e l'avete anche vissuta in queste giornate. Tra l'altro io guardo insieme agli amici che stavano poc'anzi assistendo allo spettacolo, ci sono questi contributi che vengono mandati durante lo spettacolo stesso? Qualche settimana fa, per noi, come dicevi tu, è un palio inedito, è la prima volta in assoluto che lo rappresentiamo così e in effetti bravi gli attori, brava la regista e tutti coloro che si sono adoperati, perché lo abbiamo sempre letto nei libri di storia, oggi lo stiamo vivendo in questa rappresentazione teatrale, molto bello. Senti Filippo, io ho assistito proprio ieri, sono venuta in campo ad assistere alle prove dei giostranti, ci si prepara a questa giornata di domani alla giostra. Vuoi raccontarci qualche aneddoto, qualcosa che sta accadendo nel frattempo? L'emozione è tanta, i cavalieri non stanno più nella pelle, per cui aspettiamo la giornata, la quintana domani con tutto quel carico di responsabilità, perché i cavalieri hanno una grande responsabilità, perché i quartierandi tutti confidano in loro il buon auspicio, la grande fortuna di poter poi realizzare i migliori punteggi per aggiudicarsi appunto il vessillo della Madonna delle Vittorie, il palio. Posso chiederti Filippo, c'è un aspetto che noi finora non abbiamo trattato durante questa nostra diretta, che è l'aspetto religioso. Come ogni quartiere vive la gara e quindi la competizione e quindi l'idea di avere il vessillo di Maria Santissima delle Vittorie per un anno all'interno della propria chiesa madre. Come si vive? Allora, si vive con veramente con molta passione, infatti ci si sta preparando, i cavalieri già sono stati qualche giorno fa in chiesa, quindi hanno ricevuto una sorta di benedizione dal parroco affinché poi possano veramente essere i più bravi, i migliori a portare il palio a casa. E per noi avere l'icona della Madonna
nella parrocchia di appartenenza è un qualcosa di molto particolare, di molto bello, tant'è che poi tutta la popolazione, tutti i quartieranti diventa luogo di culto questo vessillo all'interno della propria chiesa, naturalmente. Noi stiamo guardando in questo momento e vorrei rinviare i nostri amici nella diretta giù in piazza. A te che indossi il colore giallo del sole, del grano, vita e nutrimento. A te consegno la lancia coi colori smettanti del tuo quartiere, il cui stemma è l'alta, è il motto Mater Domine dirige nos. Onore al Gran Magistrato! Onore! Cifalù Salvatore, cavaliere! Cavaliere Tagliarino Salvatore. Cavaliere Sivana Calogero. Cavaliere Rizzo Mario. Cavaliere Cagno Danilo. Cavaliere Pavello Concetto. Diamo il benvenuto al quartiere Castellina. Il Gran Magistrato ha consegnato le armi al quartiere, ai cavalieri del quartiere Monte. Filippo Rausa è il presidente, ma una domanda, ma i giostranti come vivono la sera precedente, quindi questa sera rispetto a poi quella che è la competizione dell'indomani? Si va a letto presto? Certamente con un carico di responsabilità molto, molto oneroso. Di solito noi ci siamo incontrati presso i locali della sede anche per sdrammatizzare questa tensione che i cavalieri portano con sé, attraverso, come posso dire, anche assaggiando, bevendo del vino novello, della birra, quindi cercando comunque di far festa, cercando di far comunità con i cavalieri per non farli sentire quel carico di responsabilità, come dicevo prima, e far sì che poi loro veramente in scioltezza possano affrontare le prove di abilità e destrezza il 14 di agosto al Sant'Ippolito. Noi ti ringraziamo, ci vediamo domani, fra poco ci sarà ancora il Gran Magistrato con la consegna delle armi. Bene, mi raccomando, prepariamoci e diciamo forza al quartiere Monte. Quindi il motto Mater Domini dirige nos, Madre di nostro Signore guidaci alla vittoria finale. Grazie, grazie, grazie davvero. E noi continuiamo ad assistere allo spettacolo.
In questo momento si sta vedendo sulla piazza, proprio di Piazza Armerina, questo docufilm, perché sì, in questa versione 2.0, anche questa versione nuova dei contributi video che diventano un vero e proprio documentario di quello che è accaduto storicamente, ma di quello che accade nel Palio stesso. Io, prima di mandare un contributo video di un'altra figura molto importante in quelli che sono poi le rievocazioni storiche che sono i banditori, permettetemi di ringraziare chi ha contribuito alla buona riuscita della manifestazione e quindi agli sponsor. Volevo ringraziare lo studio dentistico Costa, i supermercati Deco, Gruppo Arena, Aristeia Farmaceutici, Park Hotel Paradiso e 404 Error Free Technology di Alessandro Scimone. Grazie ai nostri sponsor. E noi siamo pronti ad assistere. In questo momento si prepara il Gran Magistrato ancora per questo momento dedicato alla consegna delle armi. Cavaliere del quartiere Castellina, a te che indossi il colore azzurro come il mare che circonda la nostra meravigliosa isola, perla del Mediterraneo. A te consegno la lancia coi colori spettanti del tuo quartiere, il cui stemma è la porta delle mura di Cinta e il motto Magnus Homines Virtute Medii, non fortuna. Onore al Gran Magistrato! Onore, Cavaliere Bruno Ivan. Cavaliere Gianfranchi Ambiato. Cavaliere Mistranzoso Salvatore.
Sono in compagnia di Massimo Di Seri, presidente del quartiere Castellina. Abbiamo visto poc'anzi il Gran Magistrato chiudere proprio con i giostranti del quartiere Castellina. Siamo pronti, domani è il grande giorno, la grande competizione, si è carichi, si è forti. Come si vive in questo momento? Questo momento proprio è stato emozionante, un po', come dire, ha scaricato l'attenzione nei cavalieri e in tutti noi, perché la consegna delle armi è un rituale ufficiale. Di fatto vengono ufficialmente consacrati cavalieri giostranti della 65esima edizione, quindi è una cosa che li riempie di orgoglio e ricarica di un peso, perché gareggiano e corrono sotto le insegne del quartiere Castellina. Massimo, noi abbiamo assistito ieri, eravamo presenti in campo, abbiamo visto con quale bella forza poi affrontate la competizione. Sì, è una competizione, devo dire, che è sana, una competizione leale, ma è una competizione che ci contrappone tra quartieri, c'è una sorta di rivalità, è indubbio dirlo. Poi tra l'altro noi siamo davanti a una sorta di scalata, perché come nell'Albo d'Oro del Palio sono il quartiere Monte Mira e il quartiere Casalotto che sono innanzi a noi, un po' distaccato è il quartiere Canali, ahimè per loro. Però noi quindi, non temendo i canali, dobbiamo rincorrere e siamo fiduciosi della vittoria di domani. Come vogliamo dare forza al quartiere di giostranti che domani saranno in competizione? Ma lo dico alla mia maniera, che è il vessillo portentoso della nostra Alma Regina, dal condottiero vittorioso l'ebbe sol il quartiere Castellina. Grazie, grazie. Abbiamo sempre qui, siamo riusciti a portare con noi il vicepresidente del quartiere Casalotto, Daniele Tornetta. Daniele, emozionati? Sì, l'emozione è qualcosa che ci appartiene, ci contraddistingue. Poi in questo momento particolare, con questo canto gregoriano, e poi lo scenario è tutto diverso rispetto agli altri anni per tanti motivi. Molto bello da vedere, e devo dire che sicuramente questa sera ci sarà una carica di adrenalina che ci accompagnerà al momento cruciale, che è quello di domani, e della Quintana del Saraceno. Daniele e Filippo, Daniele Tornetta e Massimo Di Seri. Anche questa realizzazione del docufilm, questa versione nuova che ha immortalato momenti molto belli del racconto del Palio stesso, come è stata vissuta? Ma come è stata vissuta? È stata vissuta in una maniera diversa, perché noi da 64 edizioni presentiamo e proponiamo un palio diverso, comunque il tema è sempre lo stesso e un risultato l'abbiamo anche ottenuto, se vogliamo. Siamo l'unico palio in Italia a continuare la nostra attività, non ci siamo voluti fermare, questo è veramente sotto l'insegna dello slogan "Uniti si può". Uniti si può, e noi lo diciamo sempre, uniti e insieme si può. Noi ringraziamo Massimo Di Seri ancora, visto che abbiamo sentito il motto di incoraggiamento ai cavalieri giostranti per domani, il motto per far forza ai giostranti di domani. Forza ragazzi, saremo i più forti. Forza, forza, grazie, vi ringraziamo e torniamo sulla rappresentazione teatrale. Sia lode a Dio,
te riconosciamo il salvatore della nostra patria e il liberatore delle nostre terre. In te rimettiamo la nostra fiducia per un futuro di pace e di giustizia. Anche se a volte le guerre sono necessarie. Noi abbiamo combattuto in nome di Dio, che ci impone l'indulgenza e la misericordia. Dite a tutti quelli che rimarranno qui e che scriveranno altre pagine della loro vita di obbedire alle nostre leggi e di convivere per sempre in pace con il popolo di Sicilia e con noi che da oggi lo rappresentiamo. Squillino le trombe!
Siamo in studio, abbiamo appena sentito la voce meravigliosa di Giada Monreale nel ruolo della Grandama e abbiamo poco prima assistito alla consegna delle chiavi della città a Ruggero, Gran Conte di Sicilia, quest'anno interpretata dal meraviglioso Marco Basile. Fra poco, a breve, manderemo anche il contributo dell'intervista che abbiamo fatto proprio oggi. Ma qui accanto a me abbiamo il presidente del quartiere Canali, Salvatore Arena. Buonasera Salvatore, mi piace anche dire che lei sarà il Conte Ruggero di domani. Sì, il Conte Ruggero delle occasioni strane. Sì, sono stato già Conte Ruggero nell'evento del Papa venuto qua a Piazza Armerina e ora sarò il Conte Ruggero del Covid, il giorno 14. Ma noi diciamo sempre che questo periodo storico contingente lo stiamo vivendo in un altro sicuramente modo, con una chiave differente, come un'opportunità differente anche per vivere questa edizione speciale di questa 65esima edizione proprio del Palio dei Normanni. In questo momento vediamo saltimbanchi, ma anche giocolieri, ballerini, insomma, come state vivendo questa visione nuova di questa giornata di festa e di racconto? Lo stiamo vivendo un po' soffrendo, non che dico è un'edizione comunque bellissima perché è molto teatrale, la location si sposa veramente per quello che è il Medioevo, viene raccontato, è un racconto del Palio bello, 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 però non è il Palio che viviamo di solito come si vive ogni anno. Tra l'altro raccontavamo proprio a Salvatore che in genere ogni anno circa 600, dai 600 ai 1000 trafiguranti, attori, ballerini, insomma seguono quella che è la rappresentazione. Quest'anno sicuramente un modo nuovo, ma parliamo adesso, Salvatore, della giornata di domani. Cosa ci attende domani? Domani per noi è un giorno importante perché io stavo dicendo già ci aggiudicheremo, però chissà magari. Ci sarà un quartiere, faremo il modo che comunque di aggiudicarci il vestito di Maria Santissima di Vittoria, è una cosa che per noi è molto importante perché ci teniamo, è quello che realizza ciò che aspettiamo tutto l'anno. Senti, ma vogliamo incoraggiare i ragazzi? Cosa diciamo ai ragazzi del quartiere Canali? Ai ragazzi l'unica cosa che gli dico è che io le promesse le mantengo. Loro sanno già cosa gli sto dicendo se avranno l'occasione. C'è un messaggio in codice, vedo. Esatto, sono cavalieri giostranti, da cui anche reduce io di vecchia data come giostrante, ci capiamo quello che vogliamo intendere. Va bene, quindi c'è qui un messaggio che non tutti possono comprendere, ma forza ai ragazzi del quartiere Canali. Grazie a Salvatore Arena. Nel frattempo vorrei ritornare nuovamente in piazza per vedere un attimo questa speciale esibizione di giocolieri e saltimbanchi.
stanno conquistando il nostro pubblico, gli artisti che in questo momento in piazza danno spazio alla fantasia, all'estro di questa edizione del Gran Galà del Palio, in questo modo anche particolare in cui stiamo restituendo a voi le emozioni. Oggi durante le prove abbiamo rubato questa intervista al Gran Conte Ruggero. Così perché il Conte Ruggero è interpretato da Marco Basile. Io adesso lo raggiungo e capite bene? Tanto, è proprio tanto. È normale, è normale. È normanno. Senti, 65esima edizione del Palio dei Normanni, una straordinaria spettacolarizzazione. Devo dire che il cast è eccezionale, voi riuscite a portare grande passione di quello che è un racconto storico importante. Sì, per noi è fondamentale, insomma, il professionista in questo caso è d'obbligo, io dico sempre, perché la storia bisogna conoscerla, bisogna conoscere i dettagli, bisogna conoscere anche il comportamento dei guerrieri, dei conti, dei baroni, dei cavalieri, dei soldati, come si comportavano all'epoca. E quindi chi meglio di un professionista che sa andare fino in fondo all'animo di un personaggio, che può dare lustro tra l'altro alla manifestazione, che è una manifestazione molto 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 bella, storica. A me piace tanto, io l'ho seguita sui social, ovviamente non sono mai venuto a vederla perché essendo a Noto io mi vedo i cortei barocchi nella zona nostra, e quando Gisella Calì mi ha chiesto, a parte me l'ha chiesto per 2 anni, ma io avevo già altri impegni di lavoro, e quest'anno mi ha richiesto: ti prego, fai il Conte Ruggero? Io gli ho detto quest'anno assolutamente sì, perché questa manifestazione è veramente molto bella, è ben organizzata, c'è una grande regia, c'è una grande passione che ho notato qua tra le contrade, non si può dire quartieri, perché mi hanno detto che contrada evoca il Palio di Siena. Comunque, detto questo, sono molto contento e molto felice di aver accettato questa proposta. Unica manifestazione storica in Italia che quest'anno ha deciso di portare in scena il racconto proprio del territorio, della storia, della cultura. Noi ci siamo, Marco Basile è con noi, quindi anche qui guardate con attenzione perché c'è veramente tanto entusiasmo. Ringraziamo il Gran Conte Ruggero, interpretato magistralmente da Marco Basile. Vogliamo ritornare ancora in piazza e continuare la nostra narrazione. A fra poco.
Il gran cerimoniere ha appena elencato l'ordine della giostra di domani: primo il quartiere Canali, secondo Casalotto, terzo Monte e quarto Castellina. Questo l'ordine di domani, e tra l'altro vorrei comunicare che domani a pieno vivremo la grande emozione della giostra del Saraceno, perché trasmetteremo per intero la manifestazione, quindi vivendo quelle che sono le grandi emozioni. Quindi domani, mi raccomando, seguiteci perché saremo pronti. Noi ritorniamo ancora in piazza e subito dopo vedremo il contributo video di Gianluca Barbagallo ad interpretare il gran cerimoniere. A fra poco. Sia concessa lode e gloria a Maria Santissima delle Vittorie. Dichiaro conclusa la cerimonia di assegnazione della consegna delle armi e delle chiavi. Squillino le trombe! Non c'è torre, non c'è muro che resista alla tua gente. Si protegge in ogni assalto il vessillo che brilla in alto, il vessillo della Vergine, con la già di terra in terra. Ecco è salva la Sicilia, è concessa la nostra guerra, e velocissima armonia, fineggiar sode a Maria, ma il vessillo portentoso della nostra alma regina, da guerriero vittorioso, l'Efesor Piazza Armerina. Tornati nuovamente in studio, ancora grande emozione. Volevo tra l'altro anche ringraziare, voi sapete, per le coreografie Francesco Torrisi, ma ci piacerebbe farvi ascoltare questa intervista al gran cerimoniere Gianluca Barbagallo. Partendo da epoche storiche differenti, ma arriviamo a lui. Gianluca Barbagallo nel ruolo del gran cerimoniere, un ruolo speciale, è un po' un conduttore storico legato al palio, grande voce, molti di voi lo conoscono. Una battuta sul tuo personaggio, Gianluca. Io ho la fortuna di ripetere il personaggio dello scorso anno, il secondo anno che mi pregio di partecipare al Palio dei Normanni, che è una manifestazione che, mi vergogno a dirlo, io non conoscevo, se non per sentito dire, nel senso che non avevo mai visto. Mi sono reso conto che c'è una grande partecipazione popolare, una grande attesa, e poi è intriso di storie, insomma, è intriso di tanti colori, di una partecipazione emotiva che ti travolge anche se lo fai da protagonista. Io faccio il cerimoniere, sono, come dicevi tu, giusto, un antesignano di Pippo Baudo, lo possiamo dire, no? Il cerimoniere era colui che introduceva, insomma, gli ospiti, colui che coordinava, è colui che coordina un po' il palio, no? Detta i tempi, accoglie il conte Ruggero, quindi è la voce della città di Pluzia, dell'antica città di Pluzia, e per me è un grande onore ripetere questa operazione, anche se quest'anno è rivista in tutti i sensi, perché con queste restrizioni post-Covid stiamo facendo una formula che è diversa rispetto a quello dello scorso anno, che era quello canonico, no? Quindi la differenza è che lo scorso anno eravamo noi attori che ci immedesimavamo nella loro storia. Quest'anno sono anche loro, insomma, che hanno questo effetto novità, per cui stiamo coordinando, sia c'è una grande partecipazione popolare. Lo scorso anno c'erano più di 600 figuranti, quindi
questa commistione tra professionisti e gente che invece vive il Palio da sempre è molto bella. C'è un'unione tra quella che è la tradizione e l'innovazione, sicuramente un Palio differente, così come spesso abbiamo detto un gran galà del Palio. Anche Gianluca sarà protagonista, rimanete con noi. Spettacolarizzazione firmata da Gisella Calì, vogliamo mandare questo contributo, questa intervista al banditore Dario Castro. Il banditore è interpretato da Dario Castro. Buongiorno a tutti. Ciao Dario, Ciao, senti, un'edizione specialissima. Sì. Vi stiamo rubando agli ultimi momenti prima della messa in scena. Cosa ci racconti di questo palio? Ma quest'anno è veramente particolare perché Gisella, la regista, ha fatto questo nuovo copione proprio per realizzare e narrare tutta questa vicenda storica e portarla veramente al pubblico di Piazza del Merina nel modo migliore. E quindi quest'anno io faccio il banditore e sono contento di fare parte di questo cast perché vede tanti attori professionisti con un'esperienza veramente importante, quindi mi sento fortunato. E noi siamo pronti ad applaudirti. Grazie tante. Abbiamo così conosciuto il cast d'artisti di questa spettacolarizzazione. Un ringraziamento speciale va a Dino Vullo, coordinatore generale dell'evento. Ancora un ringraziamento speciale va alla regia tecnica, a Gianluca Murella e a Grafi Movie per quello che riguarda la regia video, con un speciale ringraziamento a Peppe Scozzola e Lorenzo Cannistraro, grazie. Noi continuiamo il racconto fra i momenti live e i momenti legati proprio alla storia del Palio. Torniamo in piazza. Ultimi istanti di questa giornata. Noi naturalmente saremo domani a raccontare la giostra del Saraceno e la vivremo appieno perché assisteremo a tutta quella che è la Quintana, quindi sarà un racconto vero vissuto insieme a tutti voi. Volevo ancora una volta ringraziare l'amministrazione comunale per avere fortemente voluto questa edizione 2020 del Palio dei Normanni. Permettetemi di ringraziare tutte le associazioni dei quartieri, tutte le forze dell'ordine, tutte le associazioni che hanno lavorato per la buona riuscita dello spettacolo ed anzi della messa in scena storica di questa edizione. Ancora un ringraziamento agli sponsor, al studio dentistico Costa, ai supermercati Deco, Gruppo Arena,
Aristeia Farmaceutici, Park Hotel Paradiso, 404 Error Free Technology di Alessandro Scimone. Diamo la linea in piazza per questa chiusura speciale della 65esima edizione del Palio dei Normanni. Grazie. Sento il dovere di ringraziare io per tutti voi lo farete con un applauso. Il sindaco non lo accetterà, ma dobbiamo un grazie particolare al nostro primo cittadino, al nostro sindaco e all'assessore Messina che hanno permesso tutto questo. Si sono assunti una grossissima responsabilità. Poi permettetemi di ringraziare tutti voi, quest'anno in forma ridotta, ma sono sicuro che assieme ai vostri applausi ci sono state quelle delle persone che a casa hanno seguito via streaming questo spettacolo. Un grazie a Gisella Calì, la nostra regista, che ha tirato fuori dal cilindro questa particolare manifestazione. Un grazie a tutta la macchina operativa del sistema Palio. Un grazie particolare ai quartieri. Se oggi siamo riusciti a tirar fuori questo, e sono sicuro che domani, giornata conclusiva del Palio dei Normanni, questa edizione speciale la dobbiamo alla buona volontà anche dei quartieri. Non mi voglio dimenticare, desidero solo invitarvi all'appuntamento che domani alle ore 21 ci sarà presso il campo sportivo. L'Arena Sant'Ippolito ospiterà la giostra, che quest'anno sarà in una formula particolare, ma certo non meno valida e pregiata degli altri anni. Cedo subito la parola al sindaco, che sono sicuro vuole ringraziare anche l'arciprete per averci dato la possibilità di fruire della Basilica Cattedrale in tutte le sue sfaccettature. Grazie. Grazie Lucio e grazie davvero a tutti voi. Non è palio, seppur in forma straordinaria, come è stata definita, senza lo squillo delle trombe e il rullare dei tamburi. Io ringrazio davvero questi ragazzi che ci hanno fatto emozionare fino a plano. Il mio saluto alle autorità presenti e se la forma diventa sostanza ha certamente un significato. Il mio ringraziamento personale a nome della città, a Sua Eccellenza il Prefetto di Enna, la dottoressa Tegara, che è qui con noi, a Sua Eccellenza Gisana, alle autorità.
Squillino le trombe. Si chiude la spettacolarizzazione di questa giornata, 13 di agosto, squillo delle trombe, chiude questo speciale momento di grande emozione, un'edizione molto sentita, intervento del primo cittadino, il dottor Cammarata, appena fatto insieme anche al sindaco della città La Valletta di Malta. Questa edizione rappresenta un grande valore legato alla rivalutazione del territorio. Questo è quello che viene fuori dalle parole dell'amministrazione, ma anche dalle parole del sindaco della città maltese. Noi fra poco un grande ospite con noi, infatti rimaniamo qui per gestire a breve l'intervista con il vescovo Monsignor Rosario Gisana, perché il grande valore religioso va sicuramente raccontato, perché quello che è poi il vessillo che è il contendere fra i 4 quartieri, il vessillo di Maria Santissima delle Vittorie, sarà domani un elemento forte che porterà i giostranti dei 4 quartieri a lottare in una sana competizione per portare il vessillo di Maria Santissima delle Vittorie all'interno della propria chiesa di quartiere, che lo custodirà per un anno intero. È stato dato l'ordine da parte del Gran Magistrato, l'ordine proprio di domani, delle squadre, dei quartieri, prima il quartiere Canali, secondo il quartiere Casalotto, terzo il quartiere Monte, quarto il quartiere Castellina. Questo l'ordine di domani. Domani una giornata ancora speciale, bella da vivere. Domani tra l'altro sarà per intero trasmesso quello che è la Quintana, quindi la giostra. Domani potrete viverla in tutta completezza. Mi raccomando, seguiteci, sapete, sulle pagine Facebook legate all'amministrazione, assessorato turismo e spettacolo, la pagina Facebook del comune del Palio dei Normanni, ed ancora pagina Facebook Io Compro Siciliano, pagina YouTube e LinkedIn. Noi siamo qui e penso che siano arrivati ancora gli ospiti che a breve intervisteremo. Abbiamo con noi e preghiamo di accomodarsi. Siamo molto onorati di avere con noi il vescovo Monsignor Rosario Gisana. Grazie Monsignore, grazie Sua Eccellenza di essere qui. Noi siamo veramente molto felici. Abbiamo in questa edizione e tramite questa nostra diretta voluto raccontare un po' quella che è il racconto del Palio. Abbiamo mandato soltanto degli scorci di questa edizione, però abbiamo voluto far trasmettere la passione vissuta dai protagonisti artistici, ma anche da coloro che ogni anno vivono la bellezza della giostra, e anche questo forte senso religioso, perché va detto che il Palio dei Normanni è una rievocazione storica che ha un valore assoluto nella fede. È vero, ed è un momento molto importante per la nostra città, per il territorio circostante, perché ci aiuta a rievocare le nostre tradizioni, il nostro passato, e se lo guardiamo con molta attenzione questo diventa per noi un modo per poterci rilanciare in un futuro che si spera sia sempre migliore, soprattutto in questo momento così difficile per la nostra società. Sono convinto che lo sguardo al passato possa
dare veramente una luce nuova. Penso che questi momenti siano anche di speranza, di entusiasmo, come abbiamo visto tra l'altro non solo in coloro che lo hanno preparato e lo hanno comunicato, ma anche in coloro che abbiamo assistito, insomma, cioè ripartiamo con slancio, perché veramente la vita di queste persone che vivono in questa nostra città, in questo nostro territorio, sia veramente migliore. Grazie. Il Monsignore Gisela diceva adesso questa edizione è sicuramente un segno di speranza che viene data non solo a chi vive a Piazza Armerina, ma un po' ai siciliani. E devo dire, forse, visto che questa è l'unica rappresentazione che in Italia viene portata in scena con consapevolezza, rappresenta un elemento di speranza anche per tutta l'Italia intera. Sì, condivido pienamente ciò che Monsignor Vescovo ha detto, il mio Vescovo, anche perché questo momento, come si è ricordato prima, è un momento in cui la collettività tutta, la città di Piazza, ma anche il circondario si vede, si rivede in queste tradizioni e soprattutto nella venerazione che è nella Madonna delle Vittorie, che è ragione di questo palio del rinvenimento e ritrovamento dell'icona, che crea quella speranza nei confronti della Vergine Maria, perché lei implora per noi, chiede per noi dal bambino, il Cristo fatto uomo, che porta in braccio quelle attese, quelle grazie che la città tutta desidera per poter uscire con quella serenità e tranquillità da questa situazione che ha creato sconforto. Noi vi ringraziamo per questa testimonianza, siamo veramente felici di terminare questo momento in questa fase ultima della serata, della giornata dedicata alla spettacolarizzazione, che dà questo forte senso, così come dicevamo adesso, di speranza, di fede, di conferma a quello che poi sono i grandi valori che portiamo avanti anche per mezzo di manifestazioni storiche come queste. Grazie, grazie davvero, grazie, è stato un onore intervistarvi. Noi vogliamo chiudere questa diretta insieme al coordinatore generale. Lo abbiamo ringraziato nel corso di queste ore trascorse insieme, perché gestire una macchina nuova, particolare e che doveva rispettare norme, ma anche così come dicevamo, una completezza scenica importante, è stato fondamentale il ruolo di Dino Vullo, che chiamerei qui accanto a me. Dino, abbiamo aspettato finora per chiudere questa diretta, per dedicarci a te. Due parole importanti: noi ti abbiamo visto ieri al campo, grande impegno, grande entusiasmo, e termina qui questa prima serata. Come l'hai vissuta, cosa hai colto di nuovo, cosa hai colto di bello e che ti piacerebbe condividere con chi ci sta seguendo? Grazie, innanzitutto l'ho colta con stupore e con curiosità anche io, perché ovviamente vederla dal vivo tutte insieme è qualcosa di diverso. Era, l'abbiamo detto, un palio diverso, un palio 2.0, si è svolto tutto in maniera assolutamente perfetta, la sicurezza è stata posta al vertice come abbiamo detto, grande entusiasmo mi è sembrato di vedere tra le fila di coloro che hanno avuto la possibilità di partecipare, grande interazione, grande voglia e curiosità di capire che cosa potesse succedere in ogni attimo di ciò che è stato realizzato. Dino, domani una giornata, lo abbiamo detto, avremo la possibilità di assistere per intero a quella che sarà la giostra del Saraceno.
Domani la tradizione diciamo che prenderà il sopravvento. Tradizione significa Palio dei Normanni. Palio dei Normanni si è sempre concluso con la Quintana del Saraceno, la vera e propria battaglia tra questi 4 quartieri, i nobili quartieri del nostro paese che si sfideranno, ricordiamolo, per avere il diritto di tenere per un anno il vessillo della nostra patrona, Maria Santissima delle Vittorie. Quindi domani grande elettricità nell'aria, grande passione, grande agonismo, perché ricordiamolo, è una manifestazione sportiva, è uno dei motivi che ci ha consentito di poterla realizzare e di poter oltrepassare la barriera che il famigerato Covid voleva in qualche modo attivare su di noi. Noi auguriamo a tutti buon lavoro, questo è l'augurio che vogliamo fare a tutti i giostranti che domani saranno grandi protagonisti della giornata di chiusura. Ringraziamo Dino per questa Dino Vullo, coordinatore generale dell'evento, ringraziamo tutta la parte tecnica, grazie per essere stati con noi. Ringraziamo l'amministrazione comunale di questa 65esima edizione del Palio dei Normanni, partner ufficiale Io Compro Siciliano. Abbiamo voluto raccontare la vera storia della Sicilia. A domani. Grazie.